Prima di iniziare la liturgia della parola, gli olii santi vengono portati presso il luogo della loro custodia. Disponiamoci ad ascoltare e accogliere la scrittura in cui il Signore ci promette ciò che ci dona nell'Eucarestia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, questa sera accogliamo gli oli santi, benedetti stamattina dal Vescovo Corrado e consegnati a tutte le parrocchie della diocesi come segno di unità e di comunione. Accogliamo il Santo Crisma che conforma a Cristo l'unto del Padre ed è segno della partecipazione alla sua missione regale, sacerdotale e profetica. Accogliamo l'olio dei catecumeni, segno della forza di Dio che libera dal male quanti riceveranno il battesimo. Accogliamo l'olio degli infermi, segno della misericordia di Dio che guarisce l'uomo dalla malattia del peccato e lo solleva dall'esperienza della sofferenza. Attraverso questi oli, santi oli, si manifesta la potenza del mistero pasquale che ora celebriamo e di cui facciamo speciale memoria in questo Santo Triduo. Vi saluto tutti cari fratelli e sorelle, saluto i miei confratelli sacerdoti, diaconi, saluto i consacrati che sono qui, saluto i bambini che partecipano questa sera alla Santa Messa in preparazione al momento in cui riceveranno per la prima volta Gesù nell'Eucaristia. E questa sera noi ricordiamo proprio la sera, la notte in cui Gesù ci ha fatto questo grande dono, il dono dell'Eucaristia. Quindi voi siete in modo tutto particolare lì invitati a questa celebrazione, privilegiati per tanti aspetti. Prepariamoci a vivere bene questo momento chiedendo con umiltà il perdono e la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue,
lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore
finché Egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, si sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Così avete sentito le prime parole del Vangelo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, questa frase è molto importante, perché dà la prospettiva a tutto quello che abbiamo ascoltato. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, ma anche quello che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, rientrano proprio in questo gesto. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino al compimento. Più di così non poteva amarli. E cosa ha fatto per manifestare, per attuare questo amore così grande? Beh, abbiamo appena sentito, anzitutto, in quella cena Gesù fa quello che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. Lava i piedi ai suoi discepoli. Fa un gesto sorprendente. Noi siamo abituati a sentirlo, ma sarebbe come, non so, una grande riunione di tutta la scuola, il preside o il dirigente scolastico si mette a lavare i piedi ai ragazzi. Uno dice: cosa gli è saltato in mente? Gli ha dato di volta il cervello? Tant'è vero che Pietro, avete sentito, tu lavi i piedi a me. Gesù fa questo e lo fa proprio per manifestare quell'amore così grande di cui parla. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E poi lo spiega anche: capite quello che ho fatto per voi? Non l'ho fatto per scherzo, non l'ho fatto perché non sapevo cosa fare, l'ho fatto per darvi un esempio. Dice proprio così: l'ho fatto per darvi un esempio, perché anche voi laviate i piedi gli uni gli altri come io ho fatto a voi. Ecco allora anzitutto il modo con cui Gesù ci vuol bene fino alla fine. Ci lava i piedi, lui stesso lava i piedi a ciascuno di noi, è un modo, al di là del gesto, è un modo di dire: Gesù si prende cura e dona il suo servizio, si fa servo per ciascuno dei suoi discepoli, quelli di allora e quelli di adesso. Ma non solo. Il secondo modo con cui Gesù manifesta il suo amore è che facendo questo gesto ci dà un esempio, ci dà un insegnamento. Dice: anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Lavarsi i piedi è un gesto simbolico, ma è anche un segno, un modo di metterci in rapporto gli uni gli altri. Cosa vuol dire lavarci i piedi? Vuol dire prendersi cura. Vuol dire fare una cosa molto semplice, per certi aspetti anche che può sembrare umiliante, per fare del bene all'altro. Proviamo a pensare nelle nostre famiglie. La mamma lava il bambino, quando eravamo piccoli ci lavavano solo i piedi, ci lavava tutto, ma lo faceva perché ci voleva bene. Ma noi non occorre che laviamo i piedi materialmente, ma possiamo fare tante altre cose, pensate che voi bambini, molto semplici, in cui il nostro tempo, le nostre capacità, le nostre doti sono messe a servizio del bene della nostra famiglia. Preparare la tavola, dare una mano per la pulizia, fare un piccolo servizio. Lavarsi i piedi gli uni gli altri vuol dire questo. E poi crescendo ci sono tante altre cose che significano e rendono concreto questo modo di comportarci gli uni, lavarci i piedi gli uni gli altri. Andare a trovare un ammalato, far compagnia a una persona che sappiamo che spesso è sola e soffre la solitudine, aiutare qualcuno che non è capace di sbrigarsi, fare alcuni servizi per lui. I modi di lavarci i piedi gli uni gli altri sono infiniti, basta un po' di fantasia, da quelli più semplici a quelli più impegnativi, e tutti lo sapete. E tutti sapete che quando riusciamo a far questo,
magari perdiamo del tempo, magari perdiamo anche un po' di energie, però dentro il nostro cuore sentiamo una profonda contentezza, specialmente se quel gesto è stato gratuito, puro, non interessato. Ecco, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Ecco anzitutto il modo con cui Gesù ci ama fino alla fine, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ci lava i piedi, dando la sua vita per noi, ci dà un esempio. Però a questo punto noi potremmo anche dire, ma è mica facile lavarci i piedi gli uni gli altri, a volte ho provato io, è anche bello dopo, ma la seconda volta è già un po' più faticoso, e poi la terza volta dico sempre a me tocca, e la quarta volta dico si arrangiano gli altri. Purtroppo capita questo. Chi mi aiuta a lavare i piedi gli uni gli altri, a continuare a farlo, a perseverare in questo servizio, in questo fare della mia vita, del mio tempo, delle mie doti un dono agli altri, perché questo vuol dire lavarsi i piedi. Chi mi aiuta? Non sempre da soli ce la facciamo. Non sempre, abbiamo provato, magari io sono bravo, mi metto e mi impegno, farò questo e dopo va a finire che non ho più voglia. Ho bisogno che Gesù non solo mi dia l'esempio, vi ho dato un esempio, ma anche mi aiuti a realizzare questo esempio. E Gesù, sapendo come siamo fatti, ha fatto proprio questo. Non si è limitato a darci un esempio, ma ci ha dato qualcosa di molto di più, ci ha dato se stesso. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ci ha dato se stesso, in modo che noi, unendoci a Lui, facendo comunione, voi vi preparate bambini a fare la prima comunione. Cosa vuol dire fare comunione? Fare un'unione straordinaria con Gesù. Gesù viene dentro di voi, voi vivete uniti a Gesù. Proprio grazie a questa profonda unione noi abbiamo la possibilità di mettere in pratica quell'esempio, non solo una volta, non solo 2 volte, ma sempre, tutta la vita. Ci sono stati tanti cristiani che si sono impegnati e hanno fatto questo con l'aiuto del Signore, e sono tutti, guardate, tutti santi e sante profondamente devoti dell'Eucaristia. Sì, hanno capito che quell'amore così grande che Gesù ci ha dato, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, non è soltanto il dono che Gesù ci ha fatto di sé. Grazie Gesù che mi hai donato il tuo amore, che mi hai donato la tua vita. Certo, questo è un dono. Non è soltanto l'esempio e l'insegnamento, la dottrina, ma è anche l'aiuto che Gesù stesso diventa per noi e ci permette di realizzare anche noi quel modo di amare che è stato il suo. Vi ho dato un esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. Grazie Gesù del dono del tuo amore. Avendoci amati, ci ami fino alla fine, non ti stanchi mai di volerci bene. Grazie del dono che ci hai fatto della tua vita. Domani ricorderemo questo dono in croce. Grazie del dono del tuo esempio, del tuo insegnamento. Ma grazie questa sera vogliamo dirti per quel dono straordinario che è l'Eucaristia, che è il tuo corpo e il tuo sangue che diventa vita per ciascuno di noi, forza per ciascuno di noi, motivazione e sostegno per ciascuno di noi, e ci aiuta a camminare per la strada che tu ci hai insegnato e che per primo hai percorso. Grazie Gesù per tutto questo, aiutaci a capire. Avete capito cosa ho fatto a voi? Lo chiede anche noi. Signore, aiutami a capirlo sempre più, così potrò anche metterlo in pratica.
La liturgia ci invita ora a rivivere il gesto della lavanda dei piedi, compiuto da Gesù con i suoi discepoli. Gesù si accosta a noi, si china davanti a noi, lava i nostri piedi. L'amore è la sua essenza. Il comandamento della carità reciproca è il testamento di Gesù.
Fratelli e sorelle, giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo con riconoscenza il cuore ad accoglierne la sovrabbondante grazia. Ripetiamo insieme: apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio della carità. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Salvezza benedetto nei secoli. Umili e pentiti a cuore, Signore, che siamo
sentiamoci fratelli e diffondiamo sulla terra dove carità e amore, qui c'è Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria. Cantiamo. Santo il Signore, Dio I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi,
ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, preghiera lunga, la più antica, il canone romano, così chiamato, uniamo le nostre voci e insieme cantiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, e io sarò salvato il corpo e sangue di Cristo.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Si formerà ora la processione per la traslazione del Santissimo Sacramento nella cripta, dove potremo sostare in preghiera questa sera e sino alla liturgia di domani pomeriggio. Per la processione avanzerà la croce, seguiranno i ministri, il Vescovo con il Santissimo Sacramento, il coro e il resto dell'Assemblea. Eseguiremo il canto Genti tutte, numero 273, per accompagnare questo momento di preghiera.
Ricordo che ora ci sarà un po' di veglia animata dal gruppo terziario francescano.